Oggi parliamo di cibo di strada e poi birra e vino. In un film di 40 anni fa, Tradimento, Mario Merola impersonava un venditore di brodo di polpo, un mestiere e un cibo di strada praticamente scomparsi anche nell'unica città dove un tempo erano abbastanza diffusi, Napoli. Siamo a Via Foria e Lello è l'ultimo produttore del tè dei napoletani, ovvero Obrore Purp. Si tratta di bere l'acqua di cottura in cui bollono dei grandissimi polpi. L'attività è solamente invernale, ovviamente. Apre il 1° novembre di ogni anno per tradizione e chiude con l'arrivo della primavera. Mi ricorda addirittura vecchi termopolium dell'antica Pompei, dell'antica Roma, nei quali appunto il garum veniva tratto da queste grosse anfore. Oggi ci sono 33 litri d'acqua che bollono per 33 minuti dal momento dell'ebollizione. Questo è molto interessante, c'è anche una simbologia religiosa forse dietro questo numero rispondente agli anni di Cristo. Lello quindi smentisce uno degli adagi per cui o purp si cuoce dall'acqua soi. No, non è vero, in questo caso bisogna aggiungere tantissima acqua, ovviamente un sacco di sale e pepe in quantità industriale. Nella consumazione c'è brodo di polpo e poi c'è un'unica ranfetella che viene fatta a pezzettini dal nostro Lello. Attività molto semplice in cui c'erano solamente 2 bollitori, uno per la bollitura del brodo di polpo e l'altro per la sterilizzazione delle tazze. Oggi questa attività però continua ad attirare turisti da ogni parte del mondo alla ricerca di un minimo di tepore con un po' di tè, ma il tè che sa di mare, il tè dei napoletani, Obrore Purp.